Una station wagon è precipitata nel primissimo pomeriggio di oggi nel mare antistante il Porto Vecchio di Crotone, all'altezza della gru industriale posizionata sulla banchina. A bordo del mezzo 2 persone, il 60enne crotonese Pasquale Lumare e la moglie Caterina Criscuolo, 50 anni. I finanzieri di Vibo Valentia hanno sequestrato un muro di contenimento lungo 1 chilometro ed alto 16 metri che dovrebbe proteggere dalle frane una strada della zona chiamata Cancello Rosso. L'opera, per cui sono stati spesi 3 milioni di euro, è incompiuta e realizzata con cemento depotenziato e emessi 8 avvisi di garanzia. L'Università della Calabria è decisa a costituirsi parte civile nell'eventuale processo che dovesse scaturire dalle indagini della Procura dopo la nostra segnalazione di anomalie verificate nella registrazione degli esami. Non guarderemo in faccia a nessuno. Lo ha detto il rettore dell'Unical Giovanni Latorre oggi in conferenza stampa. Come, quando e quanto pagare per il bollo auto ed in futuro anche per le altre tasse regionali sono le domande a cui risponde il portale Tributi allestito dalla Regione Calabria, che informerà l'utente previa registrazione della scadenza della tassa e consentirà il pagamento da casa tramite carta di credito. A presentare il servizio avviato ieri è stato l'assessore al bilancio Giacomo Mancini.